Ci dovremo essere, aspetta, proprio come si fa dal vivo, magari anche un disco. E allora, signore e signori, a questo punto, così preso quasi d'assalto, sono pronto per presentare qui al Salotto di Mao, in questa sorta di atmosfera un po' più jazz. Signore e signori, Valerio Vigliaturo. Allora, Valerio, diciamo, io penso di non sbagliarmi quando dico che in qualche modo stiamo entrando in una sorta di, anche qui, ambiente jazz, però lo dice, ma come, questo uomo suona da solo senza neanche uno strumento? Tu uno strumento, diciamo, ce l'hai in qualche modo. Eccomi qua. Non soltanto il corpo, diciamo, no, usa il tuo, non soltanto il corpo, ma c'è anche, diciamo, un marchingegno che adesso sentiremo, che ti aiuta, però che ti permette anche di fare delle versioni di brani jazz. In particolare, che cosa ci presenterai questa sera? Ma sono 4-5 anni che faccio jazz, adesso ho un nuovo progetto che si intitola Electric Jazz Experience, dove suono naturalmente con musicisti e che musicisti con cui mi onoro di suonare, torinesi, che vanno da vari Franciscone o Francesconi, Minetto, Gorliere, insomma diversi musicisti della scena jazzistica torinese. Invece questa sera Mauro mi ha invitato e ho deciso così di sperimentare questa specie di loop station per fare qualche pezzo di Miles Davis, Herbie Hancock. Cosette così. Va bene, allora con quale diciamo singolo cominci? Con che brano comincerei? Con quale hit? Con quale hit? Che comunque è stata un hit che ha venduto un casino di dischi, è Watermelon Man di Herbie Hancock, che sicuramente conoscerete. È un brano che lui si è ispirato sentendo appunto questi, come sai quando sei giù a Napoli, in Sicilia, no? Che ci sono quelli del cocco, no? Certo. E lì c'erano invece quelli dell'anguria, no? Watermelon Man. Lui sentiva questi che chiamavano Watermelon Man, e gli è venuto questo brano, insomma, che è stato un hit, un successo all'epoca. Un successo all'epoca, che tu ci fai sentire un'anguria un po' più elettronica, però fatta solo con la tua voce. Signori e signori, Valerio Vigliaturo qui al Salotto di Mao. Watermelon Man.
What a mellow babe. Hey, what a mellow babe. Bring me water, run us when you like it. One that's certain, choose it when you like it. Do you understand? What a mellow man. What a mellow babe. What a mellow babe. All them bothers need the Kool-Aid. When I hear you gonna start to truly. Do you understand what I'm in love with? Valerio Vigliaturo con questa versione così ci hai fatto fare questa Jazz Experience
Però diciamo, a proposito di esperienze, un'altra esperienza che ti ha assorbito molto in questi anni, sicuramente quella di direttore del premio inedito Colline di Torino, l'ho detto giusto, anche se l'ho scritto sbagliato, diciamo un'esperienza che ha a che fare con la musica, ma non solo con la musica. Un'esperienza dove in qualche modo vai anche a scoprire, diciamo, nuovi scrittori, nuovi talenti, e dove avete ospitato, diciamo, nomi anche importanti della musica italiana, che ne so, come Morgan o altri del genere. Come fai a conciliare, o meglio, sono due cose che ti stimolano? Beh, naturalmente la musica, come per molti di noi qua, è la nostra più grande passione, poi a volte uno deve fare anche i conti con la realtà. Comunque ho trovato il mio ambiente, il mio ambito nel mondo dell'editoria, della comunicazione e della musica, e quindi attraverso il premio inedito Colline di Torino, che esiste da 17 anni, è un concorso talent scout che scopre nuovi autori e li trasporta, li accompagna, perché sai, non è che basta solo portarli, poi dici ciao, mo so cazzi tuoi, no? Certo, noi li accompagniamo, li sosteniamo nel mondo dell'editoria, dello spettacolo, anche perché va dalla poesia alla narrativa, romanzo racconto, testo teatrale, testo cinematografico e testo canzone. Infatti abbiamo avuto qualche anno fa in giuria anche Marco Castoldi, alias Morgan. È arrivato in orario, sì, ce l'avete fatta. Non è proprio arrivato. Ah, non è, va bene. Alla premiazione non è arrivato, quindi, ma perché quell'anno lì, prima che se ne andasse da Amici, l'anno prima, lui appunto è entrato in Amici e quindi ce lo siamo... Vabbè. Però è venuto Red Ronnie, il tuo conoscente. Collega. Tuo mentore. Allora, volevo anche ricordare un altro personaggio che è stato Eugenio Finardi, che dopo racconteremo meglio con Giuvazza e Marco, perché insomma lo scopriremo, però insomma, e invece lui è stato carino, preciso, sì, chiaro. Sì, insomma, non è stato così tanto, insomma, simpatico. Addirittura, mamma mia. Non vorrei dire cose che poi stanno male. No, vabbè, dai, poi le risolviamo. Ha trionfato quando è arrivato un bel bestemmione, però comunque, tergiversiamo. Vabbè. Senti, è il bello della diretta lì, della diretta. Senti, siamo in diretta streaming, che cosa vuoi mandare, diciamo, per internet? Quale versione, diciamo, jazz? Che cosa hai in serbo nella tua beatbox? Provo a fare Jean-Pierre, che è un brano del Miles Davis elettrico, e quindi la seconda generazione dopo gli anni 70, questo disco Beaches Brew, che ha cambiato le sorti proprio del jazz, dove lui appunto ha immesso il rock, e da lì è cambiato tutto. Poi è nata la fusion, e in We Want Miles c'è questo brano Jean-Pierre, dove suonano poi, tra l'altro, come sempre nei suoi dischi, grandissimi musicisti come il grande Mike Stern alla chitarra, che tra l'altro è venuto qualche anno fa al Festival Jazz, con Bill Evans al saxofono. Comunque si chiama... Diciamo, tutti questi musicisti, tu però lo rifai soltanto voce e qualche loop. Ci provo, qualche loopino. Voce e qualche loop. Jean-Pierre, rivisitato qui Jean-Pierre, rivisitato da Simon Vigliaturo, qui al salotto di Mao. Ok. Allora. Jean-Pierre. Troppo alta. Ok, si può fare così.
You know what makes me smile? So bring for miles. It always make me green. No matter what mood I'm in. You know what makes me smile? Kicking is true for miles. It always make me green. No matter what mood I'm in. Stand by phone, sit up, bam, 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 phone, sit up, bang, stand up, bang, stand up, bam, 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 phone, phone. You know what makes me smile? It's kicking his groove for miles. It always makes me green. No matter what mood I'm in. Spam phone, spam my phone, set up, bam, 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 phone, set up, bang, set up, bang, set up, bam, 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 phone, spam phone, spam my phone, set up, bam, 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 phone, set up, bang, set up, bang, set up, bam, 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 phone. Don't go get it on. Don't go get it on. So lay down the red from there. Don't go get the red from Buddha. Don't go get it on. Don't go get it on. Don't go down, go down. Don't go get it on. Don't go get it on. Don't go get it on. You know what to do. What to get it on. Don't go get it on. Don't go get it on. Don't go get it on. You know what to do. What to get it on. Spam by phone, stood up, bam, 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 phone, stood up, bang, stood up, phone, stood up, bam, 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 phone, spam by phone, stood up, bam, 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 phone, stood up, bang, stood up, bang, stood up, bam, 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 Step go there, sound come to the band, sound down there, sound fall, the damn street, the damn
Valerio Vigliaturo con questa, diciamo, jazz electric jazz experience, no, adesso così è più che rock, diventa robot, diciamo, barocca volevo dire. Barocca. Cioè comunque anche prima avevi questo ambiente, diciamo, un po' curiale, diciamo. Ecco, so che hai di queste esperienze jazz, ne hai, se non sbaglio, in programma alcune, un po' di tappe in giro, no? Sì, giovedì siamo a Milano, a Nord-Est Café, che è il locale più storico che fa jazz a Milano, accanto al Brunot. Sarò con Emanuele Francesconi e Emilio Pernè, due jazzisti torinesi molto bravi, che non so perché mi accompagnano, suonano con me, sarete lì favore a gemmare, diciamo, quindi questo giovedì. Va bene, con che brano vuoi salutare il pubblico del salotto questa sera? Quale, diciamo, voglio provare a fare un brano mio. Bene, come si intitola? Si intitola vabbè, non ti ricordi tu? Perché sono quelle che non hai mai deciso. I will never be satisfied. Never be satisfied. Never be. Che l'ho tratto da un brano sicuramente Marco Lamagna conoscerà, dei Living Color. Mai soddisfatto. Mai soddisfatto. Never be satisfied. Never be satisfied, signore e signori. Abbiamo qui Vigliaturo al salotto di Wow. I will never be satisfied. 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 I will never be satisfied.
I will never be satisfied. I will never be satisfied. I will never be satisfied. I will never be satisfied. I will never be satisfied. I will never be satisfied. Valerio Vigliaturo, grazie mille, in bocca al lupo per tutto.